Anche in questa estate, post emergenza coronavirus, c'è fermento culturale a Pieve di Soligo e questo è possibile anche grazie ad associazioni e reti come la rete Vite Illustri di Pieve di Soligo. Noi abbiamo la fortuna di essere in compagnia del dottor Marco Zabotti, direttore scientifico dell'Istituto Diocesano Beato Toniolo Le Vie dei Santi, che ci spiegherà proprio la ragion d'essere e la genesi di questa realtà che contribuisce a rendere ancora più preziosa l'offerta culturale e spirituale di tutto il territorio. Pieve di Soligo ha il dono e la responsabilità di avere tante figure straordinarie, eminenti, che in campo culturale, scientifico, artistico, musicale sono state davvero un punto di riferimento per tutta la vita di Pieve e del territorio. Da questo punto di vista Rete Illustri che cosa fa? Cerca di mettere assieme in una rete, di coordinare queste istituzioni, parliamo della Fondazione Balbi Valier, la Fondazione Francesco Fabbri, l'Istituto Beato Toniolo, l'Associazione Totti Dal Monte, l'Associazione Don Mario Gerlin, l'Associazione Culturale Careni, cioè tutte realtà che già agiscono da tempo e sono ispirate nella loro denominazione, nella loro attività proprio da queste figure illustri di Pieve. Da questo punto di vista troviamo che l'essere insieme, la sinergia, la collaborazione diventano per tutti un motivo di animazione, di coordinamento e di grande attenzione alle dinamiche della vita, insomma, della nostra comunità. Oggi, dottor Zabotti, siamo qui anche per presentare la sua ultima fatica, Le cose nuove, un libro che esce dopo un'emergenza che ha messo in difficoltà sotto tanti punti di vista tutti gli italiani, i cittadini dell'Alta Marca Trevigiana. Ecco, un libro che però ha un fine di speranza soprattutto, perché questa crisi può essere considerata anche come un'opportunità. Sì, la vicenda della pandemia ci ha travolto, ci ha trovati impreparati, ha sconvolto le nostre vite, però da questo punto di vista sicuramente ha generato cose negative, ne parlo nel libro, la dinamica purtroppo della vita messa a rischio, il tema della salute, il tema della morte che è entrata così in maniera straordinaria dentro le vite delle comunità. Da questo punto di vista però abbiamo anche capito che ci sono state tante risposte di bene. Pensiamo all'esempio alla dedizione degli operatori sanitari, dei medici, pensiamo a tutto il tema della solidarietà che si è generata, la risposta di rete di comunità, che cosa ha voluto dire per tante persone poter onorare almeno ora il significato della vita di persone che non ci sono più. Come a dire, è diventata e diventa per noi oggi un tempo favorevole, una possibilità, un'opportunità per rimetterci in gioco e per decidere finalmente le cose essenziali della vita, quelle che più contano, metterle tutte in ordine e dire che ci sono cose nuove che noi dobbiamo affrontare con uno spirito di libertà, di coraggio e pensando appunto a queste prospettive di bene che si sono generate e che possono dar vita ancora a qualcosa di positivo. E portando il tema sul nostro territorio, sull'Alta Marca Trevigiana e soprattutto il quartiere del Piave, ecco, noi da che cosa possiamo ripartire, considerando anche quello che lei ha detto prima, quindi queste realtà come la Vita Illustre? Allora, innanzitutto dobbiamo ripartire da noi stessi, insomma, mettendo in gioco la nostra libertà e scommettendo sul bene e le possibilità che abbiamo. Qui ci sono grandi tradizioni, sia religiose che culturali che sociali, c'è un esempio di volontariato, di solidarietà che è pressoché unico e straordinario. Da questo punto di vista io credo che davvero dovremmo attingere a queste risorse e, come dire, alimentarle in modo tale che la vicenda anche della pandemia possa essere superata con di più di bene nostro e di bene costruito assieme. E questo nel libro come emerge? Emerge anche in riferimento alla figura, insomma, del Beato Toniolo, nel senso che lui ha avuto tra fine 800 e inizi del Novecento uno straordinario ruolo di animazione, di produzione di cose nuove, ha creato la cooperazione su questo territorio, ha messo in rete tante figure, tante persone, ha alimentato il senso di un impegno di riforma, ma lui ha cominciato da se stesso a riformare, cioè ha detto bisogna riformare se stessi prima di poter riformare il mondo, e allora per noi diventa un esempio non solo spirituale ed ecclesiale, ma diventa un esempio umano, come a dire nessuno si salva da solo, possiamo salvarci assieme, ed anche dopo la storia che abbiamo patito insieme con la pandemia può esserci davvero un tempo per noi per poterci riscattare e per rinascere migliori insieme.